Il 23 luglio torna Sora in Rosa, l'evento più rosa della provincia di Frosinone, giunto alla 10ª edizione. La kermesse, organizzata dall'associazione culturale no profit Iniziativa Donne, è sostenuta dal comune di Sora con il patrocinio di molti enti e istituzioni del territorio ed è stata presentata ufficialmente in conferenza stampa lunedì 18 luglio nella sala consiliare del Palazzo Comunale. L'amministrazione, appena si è insediata, ha subito sposato la causa sia dell'associazione, quindi di Iniziative Donna, che sono sempre così presenti in tutte le nostre iniziative, in tutti gli ambiti culturali, sociali, promossi dal Comune, e quindi era impossibile non essere vicina anche a quella che è la loro manifestazione più grande, Sora in Rosa. 10 anni in cui Sora Rosa ha lasciato sicuramente un segno importante nella nostra città, è ormai una tradizione, quindi era impossibile tirarsi indietro, ma al di là di questo io ho sposato fortemente questa causa perché Sora in Rosa, queste 2 serate, portano le donne al centro di un'esperienza di cultura, arte, musica, tirando fuori quello che c'è di più bello dell'essere donna, e le donne sono importanti per questa città, proprio per animarla, per dare uno spirito particolare come solo le donne sanno fare, e io credo che questa notte esprima questo che le donne vogliono veramente dare a questa città. L'edizione di quest'anno è dedicata a Serena Mollicone, la studentessa di Arce che dopo 21 anni ancora aspetta giustizia per una morte che non ha un colpevole. Siamo veramente emozionate per questa 10ª edizione, vi invitiamo a partecipare seguendo il tema Vesti Rosa, una manifestazione che pone l'accento sulla cultura del rispetto, e la vogliamo dedicare all'indimenticabile Serena Mollicone. Come di consueto, l'attesa manifestazione sarà preceduta dalla serata d'apertura Aspettando Sora in Rosa, venerdì 22 luglio alle ore 21, nella magica atmosfera del chiostro del Museo della Media Valle del Liri. La manifestazione sarà articolata in 2 serate, una di apertura il venerdì 22 presso il chiostro del Museo della Media Valle del Liri e una il 23 lungo il Corso Vosci. E la serata di apertura della manifestazione vedrà la premiazione del concorso di poesia Poetando in Rosa, che è giunto alla sua 11ª edizione. E non mancherà l'arte a fare da cornice alla premiazione, che sarà intervallata anche da esibizioni teatrali. Sabato 23 luglio Sora in Rosa animerà la città di Sora con innumerevoli iniziative, non solo musica, spettacolo, animazione, cultura, sport, ma anche prevenzione. È bellissima questa iniziativa perché comunque parla di prevenzione, non soltanto di cura, e la prevenzione riteniamo che sia fondamentale, sia qualcosa da non trascurare, è stato sempre fatto e dobbiamo ancora di più impegnarci in questo senso. La prevenzione significa evitare cure fastidiose, dolorose, costose e sofferenze alle persone, ci evita la malattia e ci sono tante persone che sono malate e non lo sanno, per cui è bene che la prevenzione si faccia per evitare poi di dover intervenire quando è tardi. Vi invitiamo a vivere il sabato più rosa della provincia di Frosinone, tante le attività in programma, e vi invitiamo a seguire la nostra pagina social Iniziativa Donne-Sora per conoscere i tanti appuntamenti che sono tutti solo da vivere. Sempre nel pomeriggio di lunedì 18 luglio è stata inaugurata all'interno del Parco Valente una Endopunk, la panchina gialla simbolo della lotta all'endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta ma molto invalidante che colpisce milioni di donne.